Ospite a Soligo in rete Danilo Di Luca. Danilo Di Luca, con il tuo libro Bestie da Vittoria, non ti senti un po' di aver infranto il sogno di tanti ciclisti? Qui siamo in una terra, nella vallata del Soligo, una terra di ciclisti? Ma sicuramente quando un atleta come me viene trovato positivo, poi per 2 volte irradiato, sicuramente da parte di tanti tifosi c'è delusione. Infatti ho scritto questo libro a favore dei ciclisti, un libro che racconta com'è il sistema che gira attorno al ciclismo e soprattutto racconta poi qual è stata la mia carriera, le mie gioie, le mie sconfitte, le persone che mi sono state vicino, degli errori che ho fatto questo libro vuole essere proprio una scuola magari per chi ragazzo giovane come me all'epoca, a 8 anni, inizia con un sogno, cioè quello di fare il ciclista, magari un giorno diventare professionista e magari di vincere il Giro d'Italia, e quindi non fare gli errori che ho fatto io e magari poi per quanto riguarda le grandi istituzioni di cercare di collaborare con i ciclisti e far sì che poi questo mondo funzioni meglio. Danilo, tu nella tua carriera hai vinto un po' tutto, cioè competizioni veramente importanti, da Giro d'Italia, Lombardia, da Liegi-Bastogne-Liegi. Poi sei caduto in questa rete del doping e ti hanno beccato. Se tornassi indietro rifaresti tutto? Ma a questa domanda ci sono 2 risposte, tante volte me l'hanno posta. La prima risposta è sì, rifarei tutto per un semplice motivo, perché ho scelto di fare il ciclista professionista e quindi quando ho fatto quella scelta mi sono assunto tutte le mie responsabilità e soprattutto ho cercato di fare quello che avevo sempre fatto da quando ero bambino, cioè di correre in bicicletta e vincere. La seconda risposta è oggi a 40 anni, dopo aver vinto tanto, tutto quello che potevo vincere ed essere stato poi radiato, magari ci ripenserei. Ultima domanda, il tuo libro, un'opera di moralizzazione o la vendetta verso un mondo che ti ha prima sedotto e poi abbandonato? Ma chi legge il libro sicuramente capisce che non è vendetta assolutamente, da parte mia non c'è mai stata voglia e neanche tantomeno non c'è stata voglia di fare vendetta, perché io ho fatto la mia scelta, come ho sempre detto, ho scelto di fare il mio sport e invece è un libro che vuole insegnare, vuole far capire tante cose e spero comunque, e questo già lo sto riscontrando da molti lettori, che hanno apprezzato il mio modo di raccontare me stesso, il fatto di mettermi a nudo, che non è stato assolutamente semplice, e far capire comunque che il ciclismo resta sempre uno degli sport più belli al mondo. Grazie mille. Grazie a voi.